Veneto tornato da oggi in zona bianca, diverse le regole di comportamento che sono cambiate, fra queste il sì alle consumazioni al bancone del bar, sì alla riapertura dei centri culturali, ricreativi sociali, rispetto del distanziamento, mascherina, se non si fa sport all'aperto o bambini di età inferiore ai 6 anni, patologie particolari o disabilità. Finalmente si dice addio anche al coprifuoco. Ma quanto conoscono queste nuove disposizioni i vicentini? Quali normative cambiano? Ma oddio, si può stare in giro fino a mezzanotte se ben ricordo. Pensando ai ristoranti, ai locali pubblici, cambiano gli orari di apertura, il coprifuoco. Coprifuoco cos'è? Il coprifuoco cos'è? Fino a mezzanotte o non c'è più? C'è fino a mezzanotte adesso, quindi prima dalle 10 si è passati alle 11, adesso a mezzanotte. Oggi siamo più allegri e più liberi e cominciamo a sentire il ritorno che avevamo qualche anno fa. Stare fuori oltre la mezzanotte, poi cenare nei locali, dobbiamo tenere la mascherina comunque. Le dispiace tenere la mascherina? Per niente. Si cambia libertà, il modo di uscire, di fare. Ecco, cos'è che è cambiato oggi rispetto a ieri, per esempio? Io non vedo tanta roba, sai. Sì, ma per esempio coprifuoco c'è ancora fino a mezzanotte? No, dopo mezzanotte non esiste più come fuoco, però le gente sono diventate più responsabili. Io arrivo dalla Francia, quindi ok. Ma che cosa posso dire? Che siamo in diretta? Ok. Mi ha trovato spiazzato. La domanda qual è, mi scusi?